Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Natalia dalla freschissima e giovanile voce. Un abbraccione grande grande alla nostra Tina, un abbraccio grande grande anche quello al nostro Matteo, un abbraccio grandissimo ai nostri 14 radioascoltatori, gatti e animali vari compresi, che ascoltano la nostra trasmissione. Siamo in un periodo di incertezza, di dubbi, di tensioni, e riandando con la mente alla manifestazione di 15 giorni fa in Piazza Duomo, vediamo quali sono stati i punti che lì sono stati sottolineati, perché sono ancora quelli che decisamente fondano le speranze, la volontà del popolo italiano nella fattispecie. Lavoro, pace, lavoro, sicurezza. Pace, lavoro e sicurezza, che abbiamo notato sono stati gli elementi base proprio ancora della evoluzione, se non rivoluzione, degli inizi del secolo scorso, quando il Papa Re, questo sovrano assoluto che governava gli stati della Chiesa per grazia di Dio, rappresentante di Cristo in terra, ma aveva bisogno di quei territori, secondo lui, di quei territori lì per esercitare la sua missione, con questo dichiarandosi infallibile, dicendo facendo dire al Concilio Vaticano I che tale presenza di uno Stato della Chiesa, era indispensabile per la missione. Bene, è venuto a meno il suo potere assoluto, ecco che quale capo della cristianità, che è ben altra cosa, si rende conto, o meglio il successore di Pio IX, il Leone XIII, si rende conto che tutto ciò a cui non avevano posto attenzione, proprio in quanto sovrani assoluti, in realtà era la cosa più importante, ed era fu la cosiddetta questione sociale affrontata da Leone XIII con la Rerum Novarum. Qual era alla fine lo slogan, potremmo dire, il motivo di fondo di questa rivoluzione, autentica rivoluzione, avvenuta nel mondo cattolico, che vede il suo capo privato dei territori, quindi con tutti i ripensamenti del caso e i pensieri del caso, avvenuta nel mondo cattolico e che si snoda attraverso contrasti anche vivacissimi, ferocissimi. Non se ne parla, nessuno ne sa nulla, ma è una fase decisiva della nostra storia recente. La storia dei popoli ha dei tempi che sono diversi, qui si parla di un arco di 130 anni e i 130 anni sono quasi ieri sostanzialmente rispetto a quella che è la vita del singolo individuo. Quindi quali erano gli elementi cardine? Anche allora pace, lavoro, sicurezza. E se leggiamo, come l'abbiamo cercato di spiegare nelle settimane scorse, la Rerum Novarum, vediamo che l'elemento di fondo, il motivo di accompagnamento è quello. Notiamo con un certo stupore per certi aspetti, ma anche con preoccupazione, il fatto che quel leitmotiv è
ancora quello di oggi. Quindi sostanzialmente di gran passi in avanti non se ne sono fatti. Ed ecco perché, visto che non se ne sono fatti, che sono scoppiate dopo quell'epoca ben 3 guerre mondiali, questa in corso, compresa, ci si deve chiedere se non sia opportuno, come abbiamo cercato di fare noi, sia pure in modo molto, molto popolare, molto discorsivo, ritornare a quel tempi per vedere dove si è sbagliato, che cosa è mancato e quali meccanismi forse bisognava azionare e quali riflessioni importare. In effetti abbiamo visto l'errore di fondo, fra gli errori di fondo, uno è stato molto importante, e cioè non si è capito nemmeno da parte del mondo cattolico, che ha operato questa grandissima rivoluzione, che ha iniettato questa speranza nei popoli, nel cattolicesimo, nei popoli e in particolare nel popolo italiano, perché allora sostanzialmente le gerarchie ecclesiastiche erano prevalentemente italiane. Non si è capito che la dottrina sociale della Chiesa, che cominciava ad emergere dalla Rerum Novarum, dall'enciclica Rerum Novarum, pur con le sue debolezze, le sue incertezze, le possibilità di applicazione piuttosto ridotte, perché si era in presenza di un regno in Italia, il Regno d'Italia, si era in presenza di una incancrenita contrapposizione fra le masse operaie trattate in modo schiavistico e i padroni, in particolare poi gli industriali, i nuovi industriali, la nuova industria nata dalla rivoluzione industriale, ricchissimi, spaventosamente ricchi e che sfruttavano gli operai, ai quali non garantivano nemmeno un salario nemmeno sufficiente per la sopravvivenza loro e delle loro famiglie. Quindi queste due contrapposizioni ideologiche e da un lato la teoria di Karl Halevi Marx e dall'altra la teoria di John Stuart Mill. Mercato, il mercato da un lato, dall'altra parte la teoria del plus valore, cioè l'affermazione che la ricchezza prodotta era delle masse ed era esclusivamente delle masse che la producevano. Quindi le masse che la producevano, quindi le loro organizzazioni di partito, di fazione, volevano sottrarre la ricchezza a chi la deteneva, dall'altra parte chi la deteneva voleva conservarla ed aumentarla. Che cosa non si era capito e nemmeno il mondo cattolico lo aveva capito, il mondo cattolico che era il 98% della popolazione italiana, nemmeno il mondo cattolico aveva capito la differenza. La dottrina sociale della Chiesa era rivolta al popolo. Le teorie, sia quella marxiana, poi marxista, sia quella liberista, John Stuart Mill, non erano teorie di partito. Quella proposta pur con tutte le sue debolezze e le sue inapplicabilità dal mondo cattolico, da Leone XIII, era una teoria di vita sociale del popolo, pace, lavoro, sicurezza, garantire la sicurezza interna ed esterna,
garantire la pace e quindi garantire il lavoro, un degno lavoro sia per il prestatore d'opera e un giusto guadagno per l'imprenditore che rischiava in proprio. Cioè, si trattava di una teoria attinente al popolo, mentre le altre erano teorie di parte. Ora, è una distinzione che oggi si ripropone tale e quale. Si ripone tale e quale per quale motivo? Perché il partito è una frazione della società, rappresenta una frazione della società, rappresenta la sintesi di interessi specifici di qualcuno, di un insieme di persone, però interessi di parte, non sono gli interessi di tutti. E qualunque partito rappresenta interessi propri. Alla fine, interessi di coloro che lo compongono, ma andando avanti, come è successo, addirittura interessi propri della struttura. Quindi il partito pone comunque delle strutture che vogliono prevalere sull'altro. Quindi si formano grumi di interessi che si contrappongono. Questa contrapposizione, se voi osservate, non ha uno specifico riferimento alla democrazia, cioè al potere del popolo, perché sono grumi di potere che vogliono soggettivamente appropriarsi del potere, di quel potere lì, mediante rivoluzione, i marxisti, mediante il mercato, i capitalisti cosiddetti, i liberali, vogliono prevalere gli uni sugli altri. L'interesse del popolo è lì in mezzo e conta poco. La dottrina sociale della Chiesa proposta nel 1891 con la Rerum Novarum, che poi avrà ulteriori sviluppi, in particolare col grande Papa Pio XI, la sua enciclica 40° anno, invece è rivolta al benessere del popolo, allo star bene del popolo, alla equilibrata convivenza delle diverse situazioni che caratterizzano qualunque società, senza che prevalga l'una sull'altra e viceversa. Era una distinzione teorica, quindi un aspetto teoretico, che non è stato preso, non è stato visto nella sua reale portata, non è stato e nemmeno è stato valorizzato nelle sue conseguenze. Tanto che nel mondo cattolico, anche quello combattuto fra opinioni diverse, vivacissimi furono i dibattiti dell'epoca, ci fu una parte importante, una delle due parti importanti, quella che faceva capo al cattolicesimo sociale, che ritenne opportuno, ritenne necessario a quel punto costituire un proprio partito, e fu il Partito Popolare di Don Luigi Sturzo, siciliano, di grande apertura, di grande intelligenza, ma che questo aspetto non aveva certamente colto. Che fosse una dottrina rivolta al popolo e non a singole parti di esso, lo dimostra il fiorire agli inizi del secolo di strutture popolari. Nascono in quell'epoca le banche popolari, nascono le società di mutuo soccorso, nascono tutte quelle strutture cattoliche economiche adatte per l'epoca a consentire a chiunque di accedere al credito, quindi ove avesse iniziative, ove avesse aspirazioni fondate, di avere la possibilità di realizzarle. Questo è l'elemento, la bomba, se volete,
che esplode agli inizi del secolo scorso e che trova la grande figura di riferimento in Monsignor Giacomo Radini Tedeschi, prima elemento persona operativa all'interno della diplomazia vaticana, della segreteria di Stato, e poi nominato vescovo di Bergamo, che aveva come suo segretario un giovane Don Angelo Roncalli, poi Papa Giovanni XXIII, il quale pure aveva studiato a Roma e che Monsignor Radini Tedeschi aveva conosciuto, cui lo portò da Roma a Bergamo per creare, per dare attuazione alle idee, al fondamento ai principi, ai valori, al senso dati dalla enciclica di Leone XIII, la Rerum Novarum. Quindi è un crogiolo di novità, di grande sviluppo, di rivoluzione vera all'interno del popolo italiano, che ripeto il 98% era cattolico, una grande rivoluzione che si contrapponeva alla violenza rivoluzionaria ideologica, costitutiva del Partito Socialista e alla violenza costitutiva, altrettanto costitutiva, del padronato che voleva sfruttare le masse operaie. Quindi è stato un momento clou, il primo momento in cui l'idea che ci fosse, e comunque al popolo dovesse essere dato un kratos, un potere effettivo, potere economico, soprattutto effettivo, viene fuori. Direi è lì il primo albore nella storia recente di una democrazia effettiva. E però, ripeto, fra tante contrapposizioni interne al mondo cattolico che rappresentava praticamente l'intera nazione italiana. Fra queste c'era la corrente, ad esempio, di Romolo Murri, Don Romolo Murri, poi spretato, che era sostanzialmente socialista. C'era la corrente, l'antica corrente del nobilato attaccato alle tonache dei preti, i quali ancora pensavano che fosse stato un sacrilegio l'aver privato il Papa del territori dello Stato della Chiesa. C'era un mondo culturale vivacissimo che era quello che ha dato poi luogo alla creazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ed era quel mondo che riteneva sbagliate, pur all'interno del recinto cattolico, le altre due proposizioni, sia quella del partito, proprio perché non è di parte l'interesse di un popolo, è proprio è letterale, addirittura li deve vedere, e dall'altro lato perché la vocazione socialista era comunque la vocazione a un'organizzazione di una massa e non di un popolo per accedere, per avere maggior potere, cioè la linea era quella di raggiungere il potere. In questo c'erano anche aspetti dottrinali che possono essere pianamente spiegati. Ad esempio, per quanto riguarda la propensione al socialismo,
Che cosa proponeva l'ala socialista dei cattolici? Proponeva che la Chiesa adottasse un linguaggio adeguato ai tempi. Linguaggio adeguato ai tempi, un linguaggio moderno che era poi quello socialista. L'obiezione del mondo della nascente Università Cattolica era abbastanza chiara, e cioè è vero che non si può andare avanti con popoli cattolici sparsi in tutto il mondo che assistono a riti totalmente occupati dalla lingua latina, quindi non capendo ben poco, capendo poco o niente, a olio e olè praticamente, e quindi sotto quel profilo era necessario riformare. Dall'altro lato però riformare mediante l'utilizzo di un linguaggio moderno, cioè socialista, significava, anche per la teoria del linguaggio del professor Wittgenstein, come dimostra quella, significava introdurre un'ideologia all'interno del mondo cattolico, all'interno dell'espressione della Chiesa. Significava poco alla volta occupare, far diventare ideologia quello che in realtà è una missione divina. E questo era, per esempio, uno dei grandissimi dibattiti, scontri ferocissimi all'interno che in particolare si scambiavano fra Milano, Bergamo e Brescia. Su quella linea era la guerra, letteralmente, guerra di idee, di parole, di valutazione. L'altro aspetto, ad esempio, Don Sturzo propugnava un regionalismo all'interno del Regno d'Italia, ma un regionalismo che era contrastato in particolare a Bergamo e a Brescia. Per quale motivo? Motivi dove nasce il regionalismo di Don Sturzo è semplice. Don Sturzo faceva rilevare che nella sua Sicilia c'erano grossi centri abitati, 10.000, già allora 8.000, 9.000, 10.000 abitanti, sono tanti, e poi il resto era campagna isolata e c'erano chilometri e chilometri fra un centro e l'altro, mentre al nord addirittura i singoli quartieri delle singole città, Milano, Bergamo, Brescia, avevano le loro entità culturali molto ben definite, molto sentite, le quali con notevoli opere, ad esempio a Bergamo il piccolo credito bergamasco si sviluppò nella zona ovest della città, neanche all'inizio in tutta la città, quindi con una tipicità che era più vicina a un'idea, fra virgolette, l'idea di Cattaneo all'idea federalista, mentre per quanto riguardava la Sicilia, i collegamenti, specie nella penuria di collegamenti di allora, lo sono ancora adesso, figuratevi agli inizi del secolo scorso, la penuria di collegamenti dava luogo alla necessità di raccorpare e di raggruppare il tutto nell'ambito dell'intera regione, la regione Sicilia piuttosto che la Campania, la Puglia, perché questo era il panorama abbastanza simile in tutto il meridione d'Italia. Mentre, ripeto, al nord c'erano queste distinzioni e anche il cattolicesimo e le sue opere si sviluppavano in modo diverso, cioè addirittura nelle nostre città lombarde, Milano, Bergamo, Brescia, ma a Verona, a Padova, si sviluppavano per addirittura singoli quartieri, più che quartieri chiamiamoli rioni, per singoli accorpamenti cittadini si formavano opere sociali di grande rilevanza che si distinguevano l'une dalle altre o addirittura ci facevano concorrenza. Cioè, erano diversi criteri di questo tipo. E
in quel crogiuolo, venuto a mancare Leone XIII, subiнгredisce il più conservatore Pio X, il quale però il suo l'ha fatto, non è che non l'abbia fatto in quel clima. Doveva tenere a freno le varie componenti che begavano come Dio lo mandava, ma dall'altro lato però doveva anche cercare in qualche modo di regolarle. E quella che da molti viene vista come una manchevolezza, un'ottusità, in particolare tale viene vista dal mondo di sinistra, la sua lotta al modernismo fu in realtà dovuta al fatto che nella confusione nella non percepita differenza fra dottrina sociale rivolta all'intero popolo e sostegno invece dei partiti di posizioni proprie a svantaggio della controparte, lui vide in questo, si scagliò contro questo, cioè tutto ciò che era di parte, indiretta la cosa, tutto ciò che era di parte e guardava alle strutture, alle istituzioni dell'epoca, fu bollato come modernismo, cioè la peggiore di tutte le eresie, e così come la definì. E in quel senso anche all'interno della Chiesa, che era appunto divisa in direi anche fecondamente divisa in opinioni e in indirizzi diversi, lui proprio una crociata contro tutto ciò che era basato sulla materia, sul materiale, sugli interessi del mondo. E quindi da un lato il socialismo, dall'altro la massoneria, che era poi l'associazione effettiva degli industriali dell'epoca. Quindi questo nuovo Papa, un pastore, un grande pastore veneto, prese un po' a rovescio la questione, ma la analizzò, la portò avanti e capì due cose fondamentali. Uno, che il popolo cattolico, per poter diventare popolo cristiano, perché questa era l'aspirazione, aveva bisogno di un minimo di istruzione, da un lato, e dall'altro lato che lo sviluppo intellettuale doveva essere regolato secondo un quadro di equilibrio. Quindi da un lato promulgò il celeberrimo e avanzatissimo per l'epoca Catechismo di San Pio X, con formule da ripetere a memoria, tutti sapevano a memoria quelli che erano i fondamenti, e in quel modo aveva introdotto una cultura popolare di principi, valori e senso che valevano per tutti. E in secondo luogo diede una forte spinta alla formarsi del gruppo che avrebbe poi dato luogo, sotto Benedetto XV, il suo successore, avrebbe dato luogo alla Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In tutto questo, però, c'è lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e di quello parleremo sabato prossimo, cominceremo a parlare sabato prossimo, soprattutto sulla divisione fra le gerarchie ecclesiastiche romane, il Vaticano, e i vari vescovi sparsi per l'Italia e per l'Europa intera, in riferimento alle istanze nazionali di guerra che si erano nel frattempo sviluppate. Questo con riflesso ancora oggi, ancora non risolto. Infatti siamo nel corso della Terza Guerra Mondiale. Ci risentiamo sabato prossimo.
stessa ora, alle 10 e, a Dio piacendo, chissà, parleremo della prima guerra mondiale. Un abbraccione a tutti, un grande abbraccio a Tina, un grande abbraccio a Matteo e alla nostra Natalia dalla freschissima voce giovanile. A risentirci.